mondiale nella notte a Godega di Sant'Urbano, morto sul colpo un ragazzo di 19 anni, feriti 2 amici che erano con lui, uno è ricoverato in gravissime condizioni a Trieste. Migliaia di studenti in piazza anche a Treviso per la mobilitazione mondiale in difesa dell'ambiente, forte appello alla politica, fate qualcosa subito per salvare il pianeta. Un altro caso di tubercolosi nella Marca ed anche questa volta ad essere colpita è una maestra, accade in una scuola materna dell'Asolano, intanto a Motta proseguono gli accertamenti. Si attende l'autopsia sul corpo della mamma 34enne morta poco dopo il parto a Oderzo e al marito rimasto solo con i 2 bimbi arrivano le parole di Fabio Piovesan, marito di Maria, morta ad agosto. Finisce a botte in un supermercato di Conegliano tra un ladro ed un vigilante, prima lo colpisce a calci e pugni, poi lo spinge contro la vetrata che va in frantumi, arrestato. Crepe sui muri, intonaci che si scrostano, la scuola va a pezzi, la protesta degli studenti dell'ITIS Galilei di Conegliano. Il Totila d'Oro, il più importante riconoscimento della città di Treviso, verrà consegnato alla famiglia Iannacopoulos e al gruppo Media Nord-Est di cui fa parte Antenna 3. Domani la cerimonia a Santa Caterina, domenica sera la trasmissione dell'intera premiazione. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca, in apertura il tragico schianto costato la vita nella notte a Godega di Sant'Urbano ad un ragazzo di 19 anni. L'auto su cui viaggiavano 3 giovani di San Fiore è finita in un fossato e per il conducente Tommy Saccon non c'è stato nulla da fare. Un 19enne morto, un suo coetaneo grave all'ospedale di Trieste, l'altro amico ricoverato a Conegliano ma non in pericolo di vita. Scene drammatiche, quelle di questa notte nella zona industriale di Godega di Sant'Urbano. Poco prima delle 11:30, lungo via Cordignano, l'auto su cui viaggiavano i 3 ragazzi, una Mercedes classe A, è uscita di strada finendo in un fossato. Violento l'impatto con il terreno, come testimoniano le immagini della vettura. Il conducente, Tommy Saccon, 19 anni, compiuti a febbraio, è morto sul colpo. Originario di Vittorio Veneto, già studente all'Ipsia di Sacile, abitava a San Fior con i genitori e la sorella. Sono venuto fuori una volta perché erano tutti lampeggianti e tramite il vetro del portoncino si vedeva. Avevano 7-8 mesi che non succedeva, prima 3-4 all'anno. Il passeggero, anche lui di San Fiore, è stato estratto dall'abitacolo in condizioni molto serie, trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso, è stato preso in carico dall'equipaggio dell'elicottero di Eli Friuli, uno dei pochi mezzi abilitati al volo notturno, e trasferito all'ospedale di Trieste dove è stato operato. Il terzo ragazzo, seduto sul sedile posteriore, un 19enne di origini marocchine in condizioni di media gravità, è stato preso in carico dall'ospedale di Conegliano. Sul posto SUEM, vigili del fuoco e carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La comunità di San Fiore è colpita nuovamente a poco più di un anno di distanza dalla morte del 18enne Massimo Pizzol. Purtroppo ha colpito duramente, come un anno fa, la comunità di San Fior, sempre giovani neopatentati. Una difficoltà che il paese sente fortemente e un lutto grave. Ha colpito famiglie conosciute e famiglie per bene. L'amministrazione si stringe alla famiglia della vittima ed è vicina ai feriti. Non è escluso che all'origine del sinistro ci possano essere velocità o una distrazione. Siamo stati tutti giovani, io lo sono tuttora e pensiamo che nulla ci fermi, però è importante far tesoro di questi grandi dolori, questi gravi avvenimenti per poter reagire. Dobbiamo parlare con loro, avvicinarli e spiegargli che la vita è una sola. 4.000 studenti in piazza anche a Treviso per la mobilitazione mondiale in difesa dell'ambiente. Vediamo. Siamo riusciti più o meno a portare in piazza 4.000 persone, che è un dato che a Treviso non si vedeva quasi da una decina di anni e siamo molto contenti di questo. E in effetti erano anni che Treviso non era pacificamente invasa come oggi dagli studenti. Un corteo che si è dato appuntamento alle 8 in via Roma, per poi sfilare in maniera inusuale lungo Sile Mattei, toccare piazza Vittoria, passare per Corso del Popolo, snobbando quasi piazza dei Signori, fino ad affollare la Loggia dei Cavalieri per poi chiudere la manifestazione in piazzetta Battuti. Quasi una via crucis laica con dei momenti di riflessione a microfono aperto. Per quanto della nostra pigrizia siamo arrivati a Lusa Esatta ad garantire
Manifestazione ecologica anche per i cartelli, in maggioranza su materiale recuperato. Avete deciso tutti di utilizzare cartone ecologico per fare i manifesti? A dire la verità l'ho trovato in un cassonetto della spazzatura, allora ho pensato subito di riutilizzarlo in questa maniera qua. Tanti gli slogan per combattere il riscaldamento climatico. Noi lo diamo al sindaco, chiediamo che venga chiuso il centro delle città e che, dato che l'inquinamento della città non è dato soltanto dalle macchine ma anche dal riscaldamento, che vengano fatti dei controlli su tutte le caldaie a gasolio e alle cisterne che non inquinano le nostre falde acquifere. Poi c'è chi ha rispolverato, cambiandolo un po', uno slogan simbolo degli anni 70 del Novecento. Tanti poi i cartelli scritti in inglese. Perché è una manifestazione mondiale, non è mica solo qua in Italia. Per farci capire da tutti, perché non è soltanto l'Italia, è anche un po' il mondo. La politica, almeno a Treviso, per un giorno è stata a guardare. Niente bandiere o vessilli di partito. Volevo esserci assolutamente, sono contento perché c'è veramente un sacco di giovani, di ragazzi e sono loro veramente il futuro della politica, dell'economia, delle istituzioni. Un altro caso di tubercolosi nella Marca ed anche questa volta ad essere colpita è una maestra, accade in una scuola materna dell'Asolano. Nuovo caso di tubercolosi nella Marca ed ancora una volta si tratta di una maestra. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ricevuto oggi la segnalazione. Si tratta di un insegnante 59enne di una scuola d'infanzia del distretto di Asolo. È un caso non particolarmente importante dal punto di vista infettivo, perché è un caso con una sintomatologia sfumata, con negatività alla ricerca del bacillo di Koch, ma con evidenza, diciamo, di segni di infezione per effetto di sofisticate metodiche di biologia molecolare. Per precauzione estrema noi questi casi li trattiamo come casi veri e propri e facciamo tutte le indagini per i contatti. La maestra è stata messa in terapia. I contatti stretti, una cinquantina tra familiari, colleghi ed alunni, saranno sottoposti al test di Mantoux, un caso che secondo l'ULSS 2 non ha alcuna correlazione con quello verificatosi nei giorni scorsi in una scuola dell'Opitergino Mottense con un bimbo e 2 maestre contagiate. Una è ancora ricoverata nel reparto malattie infettive di Treviso. Si tratta ancora una volta di una maestra. Questo ci dispiace perché chiaramente una maestra ha a che fare con una popolazione infantile e con quindi le famiglie che stanno alle spalle ragionevolmente preoccupate, però mi sento di poter dire che questo caso per caratteristiche potrebbe essere diverso rispetto a quello che stiamo registrando a Motta. Proprio a Motta è ancora in corso l'effettuazione dei test su alunni e personale della scuola. A seconda dell'esito degli accertamenti diagnostici si deciderà il percorso da seguire. La giovane mamma morta all'ospedale di Oderzo in attesa dell'esito dell'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni. Rimane il dolore. Questa sera ad Annone Veneto in memoria di Francesca Schirinzi è stato recitato il rosario e rivolge il suo pensiero al marito di Francesca, un altro papà rimasto solo in una circostanza analoga, Fabio Piovesan, compagno di Maria Buso, morta lo scorso agosto all'ospedale di Treviso dopo aver partorito 2 gemellini. Inevitabile rivivere quei momenti, inevitabile mettersi nei panni di un altro papà passato dalla gioia più grande a una disperazione inimmaginabile. Fabio Piovesan quel dolore lo conosce bene. Marito di Maria Buso, la 39enne originaria di Cimadolmo, morta lo scorso agosto all'ospedale Ca' Foncello poco dopo aver dato alla luce i 2 gemellini tanto attesi. Il suo pensiero va ad Antonio, marito di Francesca Schirinzi. Mi sono immaginato in quei momenti in cui sei fuori e ti balenano alla mente tutte le possibilità della catastrofe che sta per succedere. Io mi ricordo quello è stato uno dei momenti più brutti per me, perché c'è proprio la crisi di panico, perché tu sei nel momento più bello della tua vita e in quel momento, proprio in quel momento, capita cosa che è la più brutta della tua vita. Non è facile reggere al dolore, non è facile risollevarsi immediatamente, perché questo esigono 2 bimbi appena nati. Non sai da dove prendere, come fare e non sai come potercela fare. Io sono stato fortunato perché ho avuto i nonni che mi hanno dato una mano, spero che per lui sia lo stesso, perché veramente i momenti sono duri, non
non c'è niente che possa consolarti né niente che riesca ad aiutarti. A me il consiglio che hanno dato e che ho apprezzato di più, perché è veramente è l'unica cosa che può fare, è una sorta di massima che diceva di guardare un giorno alla volta, di passare una giornata alla volta, di fare un passo alla volta, di fare un respiro alla volta, perché prendere tutto insieme adesso è troppo. Inutile raccontarsi, conclude Fabio, che il tempo cancelli ciò che è accaduto. Il dolore e la tragedia non passerà mai, nel senso che sì, forse il dolore col tempo comincerà a far meno male, ma rimarrà sempre la tristezza della perdita, e sì, questo è brutto da dire, ma sì, per me è ancora presto magari, però mi sento di dire questo, e poi di cercare tutto l'aiuto possibile, veramente di accettare tutto l'aiuto possibile, perché poi arriverà da strade inaspettate. Ancora cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza di Bassano, sequestrati immobili per 600.000 euro a Cairano di San Marco. Sentiamo. I finanzieri di Bassano, coordinati dalla Procura di Treviso, a conclusione del processo penale hanno confiscato 2 unità immobiliari del valore di 600.000 euro, un appartamento e quota parte di una villa di pregio situati nel comune di Cairano San Marco, riconducibili a una 45enne e a suo padre, un uomo di 82 anni, già amministratori di una SPA di Altivole. Gli inquirenti avevano portato a galla negli anni scorsi un complesso meccanismo evasivo fondato sull'esistenza di diverse società cartiere, che avevano il compito esclusivo di generare in maniera fraudolenta e fittizia movimentazioni di beni e servizi, emettendo fatture per operazioni inesistenti per un importo superiore ai 10 milioni di euro. L'SPA trevigiana, gestita da padre e figlia di Altivole nei periodi di imposta 2009-2010, aveva annotato fatture fittizie emesse da cartiere riconducibili a un bassanese per un importo complessivo di 5 milioni, con indebita detrazione di IVA di 850.000 euro. Ha rubato diversi generi alimentari nel supermercato Despar di via Cavour Conegliano, nascondendoli nella giacca, ma è stato notato da un addetto alla vigilanza che ha cercato di fermarlo. A questo punto il ladro, un senegalese di 25 anni, si è avventato sul vigilante, colpendolo ripetutamente con calci e pugni ed infine scaraventandolo contro la vetrina dell'esercizio, che è andata in frantumi. Ma l'uomo, nonostante le lesioni riportate nella caduta, è riuscito a chiamare il 113 e a trattenere il senegalese sino all'arrivo della pattuglia. I poliziotti, giunti poco dopo sul posto, hanno arrestato il 25enne con le accuse di rapina e lesioni personali. Il vigilante ha riportato lievi ferite giudicate guaribili in 5 giorni. Abbiamo visto prima il servizio relativo alla manifestazione dei giovani contro i mutamenti climatici e per la salvaguardia dell'ambiente. Di sostenibilità, ma in termini di mobilità, l'europarlamentare Remo Sernagiotto invita la Regione Veneto ad occuparsi grazie ad un bando da 100 milioni di euro che l'Unione Europea ha promosso. Opportunità, dice, per studiare la nuova Venezia-Monaco. 100 milioni di euro messi a disposizione dall'Unione Europea per studiare la mobilità del futuro nel territorio alpino, da est a ovest, pianura bavarese, francese e italiana comprese. La macroregione alpina attinge ai fondi, 500 miliardi di euro, del network sui cosiddetti corridoi della mobilità europea. Il tratto più famoso in Italia di questi tempi è quello ferroviario ad alta velocità Torino-Lione. L'europarlamentare trevigiano Remo Sernagiotto è stato relatore ombra della direttiva nell'ambito di EUSALP, il piano strategico europeo per le zone alpine. Qui c'è un'occasione unica per la Regione Veneto e per tutte le regioni che ne fanno parte di questa strategia. Hanno aperto un bando che si chiamano Colli in Europa, di 100 milioni per studiare il futuro di questo territorio, la mobilità. Questi 100 milioni solo per lo studio. Spero che la Regione Veneto in particolare, soprattutto per la strategia del primo grande corridoio tecnologico, la vecchia A27, la Venezia-Monaco, dove potremo fare la prima strada, dove sotto la strada passa tutte le cose che servono, banda larga, extralarga, l'acqua, l'energia, così non vedremo più i piloni attraversare le nostre bellissime Dolomiti, e sopra
una strada moderna che dà energia alle auto elettriche direttamente e senza stazioni di servizio. Beh, questo è il futuro. Nel giorno in cui in tutto il mondo ci si mobilita per l'ambiente, parlare di futuro sostenibile non appare più così remoto. Occorre pianificarlo però, e questo bando, in scadenza il 24 aprile, per Serragiotto va assolutamente sfruttato per essere noi gli Stati europei artefici del proprio sviluppo e non, vedi la via della seta, consegnarsi a realtà come la Cina. Economia di mercato e dittatura insieme, non c'è niente di peggio, perciò anche questo discorso della via della seta, che sarebbe una cosa positiva se il partner fossero aree democratiche come l'America, perché l'America può avere tanti difetti, ma ogni 4 anni il presidente se ne va e ne arriva un altro, e questa è la democrazia migliore che conosciamo. A proposito di via della seta, l'intesa Italia-Cina continua a far discutere. Il deputato trevigiano di Forza Italia Raffaele Baratto ha presentato un'interrogazione parlamentare. È una nuova forma di colonizzazione, cioè prendiamone atto, è una nuova forma di colonizzazione. I cinesi hanno invaso l'Africa, lo faranno anche con l'Europa, lo stanno facendo con i nostri porti. Noi non dobbiamo credere che i mercati siano ancora medievali, però è pur vero che dobbiamo creare gli anticorpi e difendersi da questa invasione. Così ieri il governatore del Veneto Luca Zaia sulla tanto discussa via della seta, l'accordo Italia-Cina che ha messo in allerta l'Unione Europea, così come la gran parte delle forze politiche italiane. Il deputato trevigiano di Forza Italia e imprenditore Raffaele Baratto ha presentato un'interrogazione dai toni molto chiari. Chiedo che assolutamente vengano messi dei paletti ben precisi, il commercio va equilibrato, altrimenti non si può avere mezzo mondo che produce e mezzo mondo che spende, perché quello che spende prima o dopo, se non produce niente, muore di fame. Allora gli equilibri vanno assolutamente trovati, soprattutto con paesi come la Cina che finora le regole non le rispettano. Questa intesa, continua Baratto, costituisce per il nord-est addirittura una minaccia. La nostra economia sta in piedi in un fragile equilibrio grazie al mercato europeo. Aprire uno spiraglio nel mercato comune permettendo ai cinesi di investire in settori strategici come i porti sarebbe una condanna del giro di pochi anni per il manifatturiero che sarebbe schiacciato dalla concorrenza cinese. Se l'Italia non si mette in riga insieme a tutta l'Europa sicuramente verremo mangiati, e questo credo non sia l'obiettivo di un paese moderno e forte come l'Italia, anche perché il Made in Italy è invidiato da tutti, ma se facciamo sì che le aziende cinesi, la Cina, venga a fare shopping in Italia, diventeremo noi servi della Cina. La nostra scuola cade a pezzi, manifestazione questa mattina degli studenti dell'ITIS Galilei a Conegliano, vediamo. Siamo per un ITIS migliore, un ITIS più sicuro. Crepe sui muri, intonaci che si scrostano, la nostra scuola cade a pezzi, non ci sentiamo sicuri. Nella giornata di mobilitazione globale per l'ambiente, gli studenti dell'ITIS Galilei di Conegliano hanno deciso di manifestare per le condizioni dell'istituto. C'è stato un allagamento quest'estate, un pezzo di scuola è stato dichiarato inagibile e da lì è rimasto inagibile. E anche il resto della scuola presenta crepe gigantesche, grandi, e sì, i serramenti sono del dopoguerra e quindi non si può studiare in queste condizioni. E così, armati di striscioni e cartelloni, oltre 200 studenti hanno protestato davanti ai cancelli della scuola, chiedono interventi celeri. Gli studenti del Galilei e si rivolgono alla provincia. Che facciano qualcosa, perché tutti gli anni devono arrivare finanziamenti per restaurare la scuola che non arrivano mai. Sono rimasti per quasi un'ora sotto Casugana nel tentativo di intercettare il sindaco che hanno querelato. Sono i Rom, Sinti e camminanti che scenderanno in piazza Treviso il 23 marzo per marciare, dicono in un comunicato, e liberare la città, il Veneto e l'intera Italia dal razzismo. Associazione che con questa manifestazione chiede le dimissioni del sindaco di Treviso Mario Conte, la convocazione di un tavolo di inclusione con la partecipazione dei sindaci di Trevignano, Vedelago, Cessalto e l'apertura di un'inchiesta da parte della magistratura sui fondi strutturali europei forniti al nostro Paese dalla Commissione europea per il 2014-2020. Nel frattempo è stata depositata la querela nei confronti del primo cittadino di Treviso, colpevole secondo i Rom di diffamazione per averli ingiustamente accusati di compiere reati. Per la cronaca,
cronaca, l'incontro con il sindaco non c'è stato e poco dopo le 14 il gruppetto sotto Kasugana si è sciolto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Domani il Totila d'Oro, la massima onoreficenza trevigiana, verrà assegnata alla famiglia Yiannakopoulos e al gruppo Media Nord-Est. La cerimonia al Museo di Santa Caterina, cerimonia che sarà poi trasmessa integralmente domenica sera su Antenna 3 a partire dalle 21:15. Una giornata speciale, quella di domani, che vedrà protagonista la città proprio alle ore 11 a Santa Caterina. Invito i cittadini a partecipare perché come ogni anno verranno premiate e insigniti della maggiore onorificenza della città di Treviso 3 personaggi della nostra realtà cittadina, quindi un premio speciale per delle persone veramente speciali che hanno reso grande la nostra città. Una giornata speciale anche per il gruppo Media Nord-Est, che comprende Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4, visto che tra i premiati domani a Santa Caterina con il Totila d'Oro, la massima onorificenza conferita dal Comune di Treviso, ci sarà anche Filippo Yiannakopoulos, amministratore unico del nostro network. Abbiamo la famiglia Yiannakopoulos perché attraverso il canale Antenna 3 è stata protagonista della comunicazione in città. Siamo tutti cresciuti con il telegiornale delle 19:30 di Antenna 3 e con il notiziario sempre puntuale e preciso. Poi ci sarà il mitico Don Canuto Toso, che è stato il fondatore della Trevisani del Mondo, che riesce dopo tanti anni a tenere ancora uniti tutti quei trevigiani che sono dovuti emigrare in altri paesi, ma grazie alla sua azione ancora oggi si sentono parte integrante della comunità trevigiana. E poi entriamo nel mondo dello sport con la mitica famiglia Francescato, icona del rugby in città. Una cerimonia, quella di domani, che Antenna 3 manderà in onda integralmente domenica sera a partire dalle 21:15. Ed ora, come ogni venerdì, siamo alla pagina dedicata alle previsioni meteo, perché vogliamo sapere naturalmente che cosa ci aspetta nel weekend e nei giorni successivi a venire. Vediamolo quindi con il nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli. Ancora questo fine settimana condizionerà il tempo la presenza di un anticiclone anche intenso che lascia un po' scoperta la zona delle Alpi, quindi l'arco alpino, che però protegge poi sufficientemente tutta la parte di pianura. Quindi su queste zone, sulle nostre zone, non passano sistemi perturbati, quindi per adesso non ci sono piogge, almeno per 48 ore. Qualcosa può esserci sui rilievi, come abbiamo detto. Quindi riassumendo, per domani su tutte le nostre zone di pianura cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, e poco nuvoloso sta per una velatura molto temporanea che potrà interessarci. Per domenica stessa situazione, però assisteremo poi nel tardo pomeriggio a un graduale peggioramento, quindi con un aumento del cielo, della copertura del cielo, quindi con della nuvolosità sempre più intensa, e poi per lunedì dovremo avere una giornata veramente di tempo perturbato, cioè con qualche pioggia, ma sarà una distrazione dell'anticiclone molto temporanea, non durerà nemmeno 24 ore, poi di nuovo alta pressione, di nuovo tempo stabile da martedì. I venti sono deboli o qualche rinforzo, di direzione di provenienza variabile, le temperature al di sopra della media, valori minimi 6-8 gradi, valori massimi che arrivano anche a 18 gradi, questo naturalmente all'ombra. Per finire l'Alta Adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. E questa sera a partire dalle 21:15 torna l'appuntamento del venerdì con 40, la trasmissione dedicata ai 40 anni di Antenna 3, in studio con Lucio Zanato, il sindaco di Silea Rossella Cendron, Maurizio Iacobi, ex vicepresidente del Teatro Comunale, e l'avvocato Massimo Malvestio, che vediamo in questo servizio giovanissimo nei panni di consigliere provinciale. Era il 1987.
Consiglio provinciale con due argomenti delicati in apertura. Questione La Marca e Teatro Comunale. La Marca, la società di autotrasporti, avrebbe 7 consiglieri irregolari. Si tratta di 7 esponenti di diversi partiti politici che ricoprono anche la carica di consiglieri provinciali. A sollevare la vicenda il consigliere DC Massimo Malvestio tramite un'interpellanza. Secondo il parere di un noto giurista, il professor Leopoldo Mazzarolli, tutto l'esecutivo della società La Marca sarebbe fuori legge. Oggi il presidente Innocenti, il quale aveva riconfermato alcuni mesi fa l'esecutivo in questione, si è sentito in dovere di spiegare come sono andate le cose. Ha fatto appello al cuore, alla buona fede, alla comprovata onestà di carriera, dicendo che sempre ha avuto a cuore le istituzioni. Come è nata tutta la storia? Il professore Mazzarolli era stato interpellato una prima volta per sapere se c'era incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale e quella della società. La prima risposta fu negativa, tutto ok, rispose. Poi però la provincia divenne autorità di bacino, un termine tecnico per dire che le cose cambiarono, e mutò anche la posizione dei 7 consiglieri della società. Nuovo quesito all'avvocato, il quale chiese tempo per rispondere. Nel frattempo ecco a scoppiare tutto il pandemonio. Appena avremo il parere assicurato Innocenti, il Consiglio provinciale verrà chiamato a discutere e decidere. E le accuse di Malvestio? L'abbiamo intervistato. Svaniti i bollori, resta la soddisfazione della BA, come dicono gli scout, la buona azione. Io credo che lo abbia fatto soltanto perché non esistono delle norme specifiche. Quando le norme diventano generali e lontane dal problema che si va a regolamentare, evidentemente le interpretazioni possono essere varie. Io ne avevo una, il Presidente ne aveva un'altra. Mi pare di capire dal parere che vi è stato distribuito, mi sembra abbastanza evidente che la via che consiglia il professor Mazzarolli è quella di far deliberare prima il Consiglio provinciale in queste materie. Penso che sia la via migliore e mi fa piacere che il problema sollevato abbia portato a qualche risultato. Subito dopo i telegiornali torna 20:10, questa sera ospite in studio del nostro direttore Luigi Baccialli per parlare di autonomia il costituzionalista Mario Bertolissi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio al nostro meteo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. È ancora il bel tempo ad accompagnare l'inizio del prossimo weekend, ma vediamo nel dettaglio la previsione per sabato 16 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, ma con qualche foschia, specie al mattino, sulle pianure meridionali della nostra regione. Cielo al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime davvero molto miti tra 13 e 20 gradi. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà prevalente. Il cielo si presenterà poco parzialmente nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 17 gradi. Tanto sole anche sul Trentino Alto Adige. Anche in questo caso avremo al massimo la presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 21 gradi ma con punte addirittura di 22 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.